Presidente, i riflettori della stampa mondiale puntati su Trieste e sulla regione. Cosa porterà questo? Beh, intanto è un grande successo perché avere a Trieste questo vertice è stato il frutto di un lavoro che è durato 1 anno e mezzo. Voglio ringraziare Paolo Gentiloni perché era allora Ministro degli Esteri e fu importante la sua decisione e quella di Vincenzo Amendola. Quindi credo davvero che sia stato un lavoro di squadra che dà alla città una enorme visibilità all'intera regione, che ci colloca di nuovo al centro dell'Europa e importante pedina nello scacchiere europeo. Con che strumenti concretizzeremo questo impegno politico in economia? Beh, intanto noi non ci dimentichiamo, abbiamo delle aree di ricerca, dei poli scientifici che sono conosciuti a livello mondiale e che sono anche stati risultato della vittoria per quanto riguarda la città della scienza 2020. Qui la diplomazia è nata prima ancora della politica in qualche modo ed era una diplomazia scientifica, quindi abbiamo molte frecce al nostro arco e devo dire che c'è anche una politica attenta, quella delle relazioni internazionali fatte in questi anni dalla regione, che ha portato ad avere rapporti straordinari con Slovenia, Croazia, ma anche con Serbia, con l'Austria, insomma con tutti quei paesi a cui guardiamo adesso con grande interesse. Ci sono degli accordi importanti, a me piace sottolineare quello sui trasporti, perché il problema dei Balcani è il problema di non essere ben collegati. Le infrastrutture sono quel prezioso biglietto da visita che spesso permette di avvicinare i popoli, e quindi che oggi qui a Trieste si firmi questo trattato sui trasporti è per noi particolarmente importante. Poi ovviamente c'è anche un aspetto economico non banale, il Business Forum ha centrato anche il tema dell'economia di questi luoghi. La vicinanza con la Russia è comunque una vicinanza a cui guardiamo con grande interesse, soprattutto fin tanto che vi sono delle sanzioni che in questo momento rendono questa piattaforma balcanica estremamente interessante. E c'è il tema dell'immigrazione. Molto caldo. Sì, assolutamente caldo, ed è un tema sul quale la rotta balcanica è una rotta che si è chiusa con l'accordo con la Turchia, ma che è una rotta che abbiamo ben presente, visto che si tratta di paesi che per primi hanno messo su filo spinato e muri, e che sono paesi con i quali invece il dialogo deve essere aperto, perché il tema è un tema tutto europeo, non soltanto italiano, non soltanto del Mediterraneo. E quindi credo che coinvolgere i paesi dei Balcani, anche quelli che sono fuori in questo momento dal contesto europeo, è importante, perché anche grazie al loro prezioso intervento possiamo davvero intervenire sui flussi migratori in modo proficuo. Frontex ha fatto un'apertura su Trinito? Beh, insomma, io credo che sia arrivato il momento di fare i conti, e i conti ci dicono che non c'è posto per tutti, non c'è posto per tutti in Italia. Dobbiamo assicurare anche un'accoglienza dignitosa. Per farlo abbiamo bisogno di numeri diversi e di un aiuto che venga da altri porti, di altri paesi e da altri luoghi di altri paesi, e che funzioni anche il progetto di ricollocamento che era la base del progetto Triton. Per cui credo francamente che l'Europa si debba assumere questa responsabilità, e oggi il summit dei Balcani, con anche la trilaterale Gentiloni, Macron, Merkel, va, spero, nella direzione giusta perché questo accada. C'è il rischio che ci siano sbarchi a Porti del Nord, quindi a Trieste? No, questa è una cosa che non esiste perché non ci sono le condizioni perché questo accada, e perché il governo in questo senso è stato molto chiaro e anche molto serio. Certo, noi non vogliamo scaricare su altri porti il tema dei flussi migratori, ma vogliamo però che ci si faccia carico tutti insieme di questo tema, perché non è un tema che possiamo lasciare soltanto al nostro paese.